Pordenone Fiere toglie il velo alla sua manifestazione più importante e impegnativa, Samu Expo, salone biennale dell'industria che si svolgerà dal 1 al 3 febbraio, con record di espositori, quartiere fieristico sold out e una potenziale affluenza superiore alle 15.000 unità, per 4 saloni tecnici Metal, Plast, Subtech e Fabbrica 4.0, un momento importante per la regione. Se penso a come l'abbiamo ereditata era sostanzialmente una palla al piede, invece l'abbiamo riportata, e parlo al plurale perché è stato un lavoro dell'amministrazione comunale insieme ai soci, l'unione industriale, gli artigiani, le categorie economiche, abbiamo portato ad essere quello che deve essere, cioè il cuore pulsante dell'imprenditoria pordenonese, del Friuli Venezia Giulia e anche nazionale. In realtà noi ci aspettiamo molti più visitatori, perché 11.000, come giustamente ricordava lei, sono già iscritti, ma in realtà quelli che noi ci aspettiamo veramente saranno 18-20.000. Samu Expo sarà anche l'occasione per un business forum transadriatico per analizzare i potenziali profili di consolidamento dei rapporti tra Italia e Serbia. L'altro aspetto è quello di creare dei ponti con realtà economiche crescenti, dinamiche, effervescenti, come quella della Serbia, che ha sicuramente bisogno delle nostre aziende. Ma diciamo in questo momento siamo in una fase in cui dobbiamo tenere, ma creando tutte le premesse per tornare a crescere. Noi abbiamo l'interesse a dialogare economicamente con la Serbia e di ancorarla sempre più all'Europa piuttosto che favorire uno slittamento della Serbia verso altri orizzonti, altri scenari.